partecipano all'unico amore e comunicano con colui che è l'unica sorgente della santità, Dio. Come non ricordare che in Gesù la santità si è declinata come bellezza. La gloria di colui che è l'autore della bellezza rifulge sul volto di Gesù, quel Messia cantato dai Salmi come il più bello tra i figli dell'uomo, Salmo 45. E si effonde nel cuore di noi cristiani, grazie all'azione dello Spirito Santo. Non diventiamo santi perché facciamo noi bravi, ma per opera dello Spirito Santo, per l'azione gratuita di Dio nella nostra vita. Che plasma il loro volto a immagine e somiglianza del volto di Cristo, trasformando le loro individualità in eventi di relazione e di comunione. E così la vita e la persona del cristiano possono conoscere qualcosa della bellezza della vita divina trinitaria, che è vita di comunione, che è interscambio di amore. La santità è la bellezza che contesta una volta per tutte le virtù del cuore, quali la chiusura dentro di sé. Quante persone vivono ognuno per i fatti suoi, anche in ambito ecclesiale, non siamo mandati. Quando rifugge dall'egocentrismo, dalla filautia, come dicono i santi padri, l'amore di sé, gli altri per me, no. Gesù ci ha insegnato a dire io per gli altri, io per i fratelli, perché Lui è stato per gli altri. È gioia che contesta la tristezza di chi non si apre al dono di amore e non si lascia amare. La bellezza cristiana non è un dato, ma un evento di amore che narra sempre di nuovo in maniera creativa e poetica
Cristo, nostro unico Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia che è radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale.
pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. padre Sebastiano
è una predica vedere anche i sacerdoti della voglia anche quelli di frequentare non solo una volta all'anno, ma anche più spesso l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è un atto di amore, quindi bisogna far sempre la comunione, farla sempre. Poi ringrazio i ministranti, anche loro hanno dato il tocco buono, e per tutti voi che siete qui presenti, che mi stupite sempre, a volte sembra che non venga nessuno, invece proprio quando si è disperati, eccomi. Quindi c'è anche un movimento, visto che c'è qualche fotografia che viene fuori, quindi ricordatevi che dopo si guardate quei strumenti anche voi maneggiate meglio di me, dentro c'è anche la vostra figura e anche tutto l'altare, perché questa nostra Chiesa deve vivere e deve fiorire, perché Venezia è umanamente, il predicatore ha toccato molto questo umanamente, è umanamente religiosa. Ogni 10 passi c'è una messa, cioè c'è una chiesa. Nella chiesa ci sono le culture, ci sono stati, c'è un catechismo, quindi una volta che non c'era il libro, la chiesa io non si ricordavo di tutto ciò che l'organizzatore ha detto, la creazione, eccetera, la bellezza, tutto è rispecchiato nelle nostre chiese. Certo questa è un po' meno bella perché con la scusa di salvare i padri li ha portati via e non vogliono più tornare. Con le miserie che abbiamo le vogliono portare via perché è necessario che vadano via. Quindi le nostre non tornano e quelle degli altri se ne portano via, sì che vogliono che rimangano, ma questa Chiesa non morirà perché sappiamo che abbiamo il presbiterio dalla nostra parte, quindi qua ci sono anche i monsignori che sono un po' in tanta attenzione verso questa Chiesa. Ecco, e poi cosa devo dire? La ringrazio poi perché sapete che di solito c'è due voci, messa e mensa, quindi non vi posso lasciare andare via senza che vediate un bicchiere di vino generoso rosso e poi qualche dolcetto o qualcosa che le nostre brave donne hanno fatto. Bisogna lodarle, perché in realtà dopo le avrete preparato molto bene. E questa è una cosa anche buona, perché l'Agape all'inizio era stata istituita proprio per questo, per familiarizzare. Oltre il catechismo c'è anche la pratica, no? La memoria, poi la pratica. La pratica è mangiare insieme, senza guardarsi in bocca, se uno mangia di più, l'altro di meno. Ma l'importante è mangiare e condividere, condivisione. E anche un po' di consocializzazione. Quando spiego la sacrestia, di solito all'altarino dove si veste la base, ecco che era la sacrestia di una abbazia, logicamente la base deve insegnare due cose, no? Deve insegnare a condividere, a non basta condividere tutto a posto, un bicchiere di vino, piatto, eccetera, ma anche socializzare, dire qualche parola, ringraziare, non dire dammi, ma ti offro, eccetera. Allora l'allegria che... E allora quando saremo là, non c'è gente che vi serve, ognuno deve servire l'altro, con allegria. Prima serve l'altro e dopo prende per sé. Ecco, questa è l'Agape che logicamente, io l'ho detto in altre parole, al predicatore più o meno è arrivato in fondo, noi vi abbiamo invitati e quindi adesso potete andare dove volete, ma è il giorno di tutti i santi, tutti qui. E allora un battimani a voi e a tutta l'Assemblea. Il libro della vita tra la mistica e la monastica si mangia, si spiritualità, mi raccomando, lo dobbiamo. Grazie di cuore a
insieme ricordarci sempre i suoi prodigi nella nostra vita. Preghiamo. O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli, e ci concede di celebrare la festa di tutti i santi, di dia la sua perenne benedizione. L'intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti e i loro esempi vi spronino a una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Andate in pace.